Oggi volevo iniziare con alcuni numeri, questa puntata del fine settimana di Screenshot. 177 nell'azienda ospedaliera pordenonese, azienda sanitaria universitaria pordenonese, oltre 1000, qualche numero in più, in quella friulana, in quella del Friuli centrale, e poi ci sono 600 in quella dell'azienda sanitaria Giuliana Isontina. Stiamo parlando dei sanitari, di coloro che non vogliono per ora, o meglio, non hanno cercato di vaccinarsi. E la cosa sembra incredibile perché nella prima parte, nella prima ondata, proprio infermieri, medici erano considerati degli eroi e poi invece in questa terza ondata e con l'arrivo dei vaccini alla fine ci troviamo con noi del Friuli Venezia Giulia nell'ultimo posto per quanto riguarda proprio queste professioni per chi vuole vaccinarsi. Una vicenda che ha dell'incredibile, ma cerchiamo di avere un po' il quadro della situazione, sentendo da una parte gli infermieri, dall'altra parte i medici, li metteremo a confronto. Allora dovremo avere in collegamento Stefano Giglio, che è il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Udine, e poi Anna Maria Bergamini, che è la vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Udine. Buonasera a entrambi. Buonasera. Allora, io inizierei da Giglio, perché più che i medici, in questi giorni si è parlato tanto di infermieri inadempienti, infermieri che adesso rischiano di essere demansionati, addirittura sospesi e senza stipendio, a partire dai prossimi mesi. Cosa sta succedendo, Giglio? Sì, in effetti è la deriva di tutte le indicazioni che derivano dal Ministero e quindi dei decreti che sono stati emanati dal 1° aprile in poi. Noi non abbiamo fatto altro che recepire tutte le indicazioni che arrivano, oltre che dal Ministero, anche dalla nostra federazione, che ci ha ben illustrato quali devono essere le attività poste in essere dagli ordini professionali, che ricordo sono enti sussidiari dello Stato, per cui agiscono per nome e per conto di questa funzione. E noi non dobbiamo fare altro che prendere atto di quelle che sono le decisioni assunte dall'organo valutatore, che quindi sono le aziende, che dovranno accertare appunto la situazione sanitaria di ogni dipendente e se le aziende non sono nella possibilità di poter, diciamo così, ricollocare le persone, i dipendenti in aree più confinate, credo che, come sta già succedendo a Pordenone, dove appunto, come sapete, la cronaca ormai ha già raccontato dei numeri dei dipendenti che sono stati sospesi, e procederemo anche noi, come già si sta organizzando l'Ordine di Pordenone per la prossima settimana. Noi ancora, fortunatamente, non abbiamo ancora ricevuto alcune informazioni da parte della nostra azienda, ma i numeri che avete ben evidenziato sicuramente fanno capire che sicuramente una buona parte di questo migliaio saranno sicuramente anche dei nostri iscritti. Ma lei se l'aspettava, Giglio, questo numero così grande? Soprattutto dopo quello che... io ho analizzato nella prima parte, eroi, no? Vi chiamavano, tuttora insomma chi cura è un eroe, però dopo finisce dalla parte un po' del torto in questo momento. Indubbiamente siamo rimasti anche un po' colpiti da questi numeri, anche perché fin dalle prime fasi gli ordini, come tutte le istituzioni, si erano mosse in maniera abbastanza attenta per cercare di promuovere appunto la vaccinazione all'interno dei nostri iscritti, e un certo risultato fin da subito si era visto. Poi dopo effettivamente, con la parte, diciamo così, della fine primavera, quando c'è cominciato a essere qualche dubbio con qualche vaccino, lì probabilmente si è cominciato a vedere una flessione. Poi indubbiamente c'è poco da festeggiare, perché le cronache in questi giorni in questo ultimo mese, ma comunque in questi ultimi giorni, sono presidiate da situazioni che non rappresentano di sicuro le eccellenze della nostra sanità regionale. Quindi
purtroppo esempi negativi qualche volta possono portare anche a scelte da parte di altri dipendenti o di altri professionisti che magari seguono strade non idonee al proprio profilo professionale, e quindi probabilmente questo è un risultato che è figlio anche di una serie di situazioni che stiamo vivendo quotidianamente e che probabilmente si sarebbero dovute forse magari addrizzare fin dall'inizio. Bergamin, cosa sta succedendo invece tra i medici? Avete avuto qualche notifica anche dalla parte dell'azienda del Friuli Centrale, dell'azienda sanitaria del Friuli Centrale? Vi sono arrivate qualche lettere, qualche nominativo? Abbiamo già ricevuto la notifica e a breve ci riuniremo in un consiglio straordinario, però ci tenevo un po' a sottolineare il fatto che per fortuna stiamo parlando di mosche bianche, perché i numeri che l'azienda sanitaria ci ha comunicato sono dei numeri fortunatamente molto esigui, perché sono meno di 10 i medici che non hanno adempiuto all'obbligo vaccinale. È chiaro che noi vorremmo che questo numero fosse 0, però siamo, diciamo, un po' rassicurati dei medici inadempienti. Come diceva il dottor Giglio, noi poi interveniamo su segnalazione dell'azienda sanitaria. Di fatto la federazione è intervenuta presso il Ministro della Salute, no, per acquisire quella che è l'esatta interpretazione degli obblighi normativi che scaturiscono, no, dal DL 44 e successiva legge, proprio per fornire precisi indirizzi agli ordini territoriali. Ed emerge, insomma, dalle quelle che sono poi le note del Ministero, che l'ordine è di fatto un ordine che è un mente che prende atto di quello che degli inadempienti e comunica la sospensione che durerà fino all'adempimento dell'obbligo vaccinale e comunque non oltre il 31/12. Poi vedremo cosa succederà dopo. Ecco, chiedo a Giglio, è giusto punire, demansionare, sospendere? Lo ritiene giusto questo? A parte il fatto che lei mi ha detto abbiamo recepito, lo ritiene giusto questo tipo di atto da parte dello Stato? E secondo lei a questo punto era giusto magari obbligare, fare la scelta dell'obbligo, piuttosto che ritrovarci adesso a rincorrere questo genere di situazioni? Io credo che il nostro codice deontologico, come il codice immagino anche il codice di deontologia medica, sia abbastanza ben chiaro e parli molto bene per quello che riguarda l'aspetto etico, l'aspetto deontologico e professionale di uno che rappresenta una professione e che ha scelto di portare avanti l'idea professionale, il mandato, il bene della salute propria, della salute pubblica, per cui credo che forse probabilmente se la legge fosse stata direttamente impositiva, forse ci sarebbero state delle critiche probabilmente maggiori e quindi forse non si pensava neanche che ci fossero state così delle resistenze di questo genere. Io ritengo che, e mi pongo anche qualche volta dalla parte del datore di lavoro, c'è anche il codice civile che tutela gli ambienti di lavoro e tutela la salute del dipendente, anche dal punto di vista del datore stesso di lavoro. Per cui ci sono una serie di condizioni che, se non vogliamo proprio definirle come obbligatorietà, fanno pensare che questa scelta
debba essere, non dico imposta, ma quasi, per cui io posso anche rispettare le scelte di chi non vuole vaccinarsi, le posso anche insomma accogliere, però non posso condividerle perché purtroppo rappresento un numero importante di infermieri, che sono oltre 4.000 all'interno della provincia di Udine. Attendo con ansia di capire quanti di questi 900 che avete voi così nominato sono infermieri, quanti, perché poi dopo tra l'altro come in tante situazioni quando i numeri sono tanto grandi poi dopo bisogna andare veramente a fare l'analisi di quanti probabilmente sono anche dipendenti della nostra azienda ma non sono iscritti Però posso all'ordine. chiedere Giglio, siccome mi ha parlato prima di Mosche Bianche, la Bergamin, lei invece... gran parte potrebbero essere appunto infermieri a questo punto. Lei si era fatto un'idea parlando almeno perché magari qualcuno non si vaccinava? Cioè, avrà sentito un po' il polso della situazione lei che è presidente, magari il timore o questioni di salute o perché magari proprio non ci crede, è un Novax, non lo so. Ne avrete parlato Certo. in un consiglio? La Bergamin ha detto noi convocheremo un consiglio straordinario, non so se farete altrettanto anche voi o convocherete direttamente quando saprete i nomi di queste persone. No, vabbè, per quello che riguarda l'Ordine di Udine ha già deciso che proseguirà sulla stessa strada dell'Ordine di Pordenone, per cui anche per noi partiranno le convocazioni, quindi da quel punto di vista noi abbiamo già le idee ben chiare, ma come stavo dicendo prima, potrebbe essere che si tratti anche per quanto ci riguarda di mosche bianche, perché il numero degli iscritti all'Ordine dei Medici è sicuramente inferiore rispetto a quello che è un numero degli iscritti agli albi degli infermieri di Udine. Per cui, come vi dico, ai nostri albi sono iscritti 4.200 infermieri e mi sembrerebbe strano pensare che un quarto di questi infermieri non siano vaccinati. Non ci credo in questo momento, fino a quando non vedo i dati. Poi dopo abbiamo sempre saputo che gran parte delle resistenze arrivano spesso dalle case di riposo, dal personale di supporto, e quindi bisogna veramente andare a vedere bene quei dati, che cosa raccontano e che fotografia raccontano. Poi, come mi ha chiesto lei, sicuramente avevamo fatto un'analisi sul fatto che ci sono sicuramente una quota parte di dipendenti che probabilmente perché si sono ammalati, perché hanno condizioni di salute magari di difficoltà o hanno qualcosa che si intreccia con il problema del vaccino, anche lì bisogna vedere quanti di questi, per cui vorrei credere e sono ottimista nel pensare che probabilmente i veri Novax saranno veramente delle mosche bianche anche per noi. Bene, adesso andiamo in pubblicità, poi torneremo sentendo i nostri due protagonisti, Stefano Giglio, Presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Udine, Anna Maria Bergamin, Vicepresidente dell'Ordine dei Medici. Non cambiate canale, pubblicità. Bentornati in onda con Screenshot. Prima di tutto una nota di servizio, abbiamo qualche problema tecnico per ricollegarci con la Vicepresidente dell'Ordine dei Medici Anna Maria Bergamin. Non mi resta che colloquiare in questo momento solo con Stefano Giglio, vediamo se almeno lui c'è in onda. Lei è rimasto lì, Giglio, eccolo qua, non ha cambiato dopo la pubblicità. Grazie Giglio. Allora, facciamo il punto della situazione sulla questione dei medici, infermieri e altre professioni dei sanitari che non vogliono vaccinarsi, una percentuale che seppur minima fa colpo proprio perché lavora in quel settore e che ora rischia la sospensione, nel migliore dei casi il demansionamento. Il fatto, Giglio, il fatto che ci siano magari, anche se non abbiamo un numero esatto di infermieri che non si sono vaccinati, rischiano di gettare fango nel vostro ordine? Dunque, credo che non è che si possa dire di gettare fango da questo punto di vista, e noi non lo riteniamo assolutamente, anche perché comunque siamo convinti che la professione ha sempre dimostrato il massimo, di dare il massimo in ogni momento della giornata, in ogni momento, in ogni situazione, anche la più imprevista che si sia verificata, per cui
questo lo respingo, insomma, in maniera più assoluta, anche perché, insomma, sono convinto che tutti i professionisti che rappresentano la nostra professione lo rappresentano al meglio, con il massimo delle competenze, e quindi identificare solamente il fatto che uno ha deciso di non vaccinarsi senza saperne i motivi, senza sapere quali sono le condizioni che magari lo hanno portato a fare questa scelta, insomma, a criminalizzare tutto, sì, non sono così contento, ecco, di farlo. Tra l'altro voi avete posto un titolo, la crociata contro i sanitari Novax, ma in realtà, come vi ho detto prima, non si deve considerare l'attività degli ordini come un'attività inquisitoria, un'attività che va a sanzionare in maniera definitiva le scelte di un professionista. Noi purtroppo siamo, come ho detto prima, il sussidiario dello Stato che deve applicare una norma, e purtroppo ci troviamo in questa situazione che sicuramente rischia in questo modo, può rischiare soprattutto quella che è la tenuta di un sistema, perché potete tener conto che se vengono magari sospesi 3, 4, 5 infermieri in un reparto... Ecco, infatti è lì che volevo chiedere cosa potrebbe succedere, appunto, nel caso in cui venissero sospesi così tante persone, perché dopo si creerebbe il problema della gestione. Come può, Certo. rischia poi di collassare un'azienda, insomma, anche in tutto. Se poi oltretutto si arriva magari a settembre-ottobre, che magari le ospedalizzazioni ricominceranno. Credo che probabilmente anche in quella situazione il peso maggiore ricadrà su coloro che in questo momento stanno dimostrando di aver ben rispettato quelli che sono gli ordinamenti, e quindi sicuramente loro dovranno rimboccarsi le maniche maggiormente e sostenere anche il lavoro di coloro che verranno sospesi. Su questo non c'è dubbio, e già fin da adesso una nota di elogio a queste persone, perché sicuramente la fiducia e la responsabilità ricadrà sicuramente su di loro, ma soprattutto noi siamo preoccupati sul fatto che in qualche reparto, se ci sono delle aree abbastanza cospicue, la tenuta, come vi ho detto prima, di un sistema ne potrebbe venir meno, ma sicuramente in queste situazioni l'azienda, come nel periodo Covid, metterà mano ad una serie di provvedimenti organizzativi interni che farà sì che non si dovrà, ovvero sia si garantirà comunque il servizio al cittadino, perché è un mandato istituzionale a cui non si può venir meno. Eccoci, allora mi dicono dalla regia che dovremmo aver recuperato probabilmente la dottoressa Bergamin, vediamo, è il bello della diretta alle volte che questi tipi di segnali possono anche non funzionare a seconda del campo, della situazione che ci sono. Eccola qua di nuovo, la vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Udine. Mi sente? Sì. Perfetto, allora meglio di prima il segnale. Bergamin, c'è il rischio di esposti, di ricorsi? Anche se lei ha parlato di mosche bianche, 10 più o meno nell'ordine dei medici, ma c'è il rischio che ci siano esposti, ricorsi con questa legge? Allora è previsto che i colleghi sospetti possano fare unicamente ricorso amministrativo al TAR. Non vi sento più. Sì, no, io la sento benissimo. Entro 60 giorni dalla sospensione, dalla comunicazione di sospensione dell'attività, possono fare ricorso al TAR. E quindi magari c'è il rischio di code interminabili anche ai tribunali, che si vada incontro a... Diciamo, non sicuramente per quelli che sono i nostri numeri, questo no. Certo. Poi è difficile che, sì, stiamo parlando, le dico, di 6 medici, su un ordine che conta più di 3.000 iscritti, per cui un numero veramente esiguo, come dicevo prima. Allora, io parlavo prima con, non so se aveva sentito, Giglio mi diceva che appunto ci saranno difficoltà nella gestione dei vari servizi sanitari. È vero, 6 lei mi ha detto in questo momento, un numero veramente esiguo, ma in generale, se ci fosse una sospensione da parte di così tante ordini professionali sanitari, al di là dei medici, tolga i medici da questo discorso, ma una riorganizzazione degli ospedali è possibile? Se ci sono 1000 solo nel Friuli centrale?
Come diceva il dottor Giglio, è ovvio che chi resta si rimboccherà le maniche anche per quelli che hanno fatto scelte non condivisibili, diciamo. Per cui, come sempre, nelle situazioni di emergenza, di necessità, le nostre professioni hanno sempre dimostrato di sapersi rimboccare le maniche e lavorare anche per chi non c'è. Quindi questo rischio, mi sentirei di rassicurare la popolazione sul fatto che non corriamo rischi di non riuscire a dare assistenza. Piuttosto, e qui entro diciamo in un altro campo, questo è il motivo per cui sarebbe importante che tutti si vadano a vaccinare, perché gli operatori sanitari al momento sono in gran numero ancora impegnati su questo fronte e finché la popolazione non sarà vaccinata e quindi il virus circolerà di meno, rischiamo invece di non poter attuare i vari programmi di screening, di rallentare le sedute operatorie. Questo è il grosso problema, dato più da chi non si vaccina e ci intasa ai pronti soccorsi che non dai sanitari che ancora non si sono vaccinati. Questo è un altro grande problema che lei ovviamente ha analizzato adesso, quello delle code interminabili invece per le liste d'attesa a causa proprio del Covid, e c'erano già prima, figuriamoci adesso che sono diventate interminabili. Le faccio una domanda che prima avevo fatto a Giglio, se per caso lei sarebbe più favorevole all'obbligo in generale del vaccino. No, diciamo che per noi è comunque un obbligo morale, per cui non si dovrebbe parlare di obbligo in senso assoluto. I sanitari devono avere a cuore i malati, la popolazione, quindi per noi è comunque un obbligo morale la vaccinazione. Sente preoccupata per gli ultimi contagi che ci sono, questi contagi di rientro dalle vacanze? Le prime vacanze, quelli che tornano dalla Spagna piuttosto che dalla Francia, piuttosto che da Malta, dalla Grecia, l'arrivo, il rimbalzo, insomma, già in una stagione che doveva promettersi buona per il turismo, siamo a metà luglio e già si crea questo allarme a causa della variante Delta. Siete preoccupati? Sì, diciamo che fortunatamente non ci sono, come tutti sapete, non ci sono casi gravi, le terapie intensive sono vuote, però è chiaro che non è rassicurante avere già questi numeri, siamo solo a luglio. E questo, ribadisco, è il motivo per cui la popolazione deve farsi coraggio, quelli che hanno delle remore devono pensare seriamente a sottoporsi a vaccinazione, perché soprattutto i giovani che effettivamente non contraggono la malattia in maniera grave, ma i giovani sono quelli che più circolano anche in mezzo alle altre persone, per cui finché circolano loro circola anche il virus e quindi aumenta il rischio di mutazione, aumenta la virulenza, e da qui nasce proprio l'importanza anche per i giovani, l'indicazione più che altro ai giovani di vaccinarsi per bloccare la circolazione del virus, non certo perché abbiano sviluppino, diciamo, la malattia in forma grave. Giglio, ho sentito quello che ha detto Bergamin, oltretutto leggevo oggi sui giornali anche online, c'è già la notizia che l'età si è abbassata a 28 anni, quella dei contagi. È vero che non ci sono le ospedalizzazioni di prima, l'unica arma è appunto quella del vaccino, però 28 anni fa un po' specie, no? Si è partito da 70-80 con la mortalità purtroppo, adesso però circola a 28, sono i giovani poi che devono essere vaccinati in questo momento soprattutto, no? Certamente i giovani, come ha detto bene la vicepresidente, sono quelli che vivono l'estate sicuramente in modo probabilmente diverso da noi un po' più adulti, insomma, un po' più maturi, diciamo così. Anche se però dobbiamo comunque ricordare a tutta la cittadinanza che il minimo di
di osservanza delle buone pratiche che abbiamo imparato in questo lungo anno e mezzo di pandemia da Covid, non dobbiamo appunto dimenticarle così da un giorno all'altro. Abbiamo visto le scene in televisione, ma comunque le cronache ce le raccontano, di assembramenti in ogni parte, diciamo così, del mondo, d'Italia, del mondo e dell'Europa. Purtroppo dobbiamo ancora rispettare queste regole, dobbiamo ancora farci forza ancora per un buon periodo di tempo, e sicuramente da un momento all'altro ci ritroveremo alle porte di un autunno che probabilmente ci consegnerà sicuramente una nuova situazione magari influenzale, quindi sicuramente saremo di nuovo sul giro d'aria dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista anche dei possibili ricoveri per problemi respiratori, Covid o non Covid, da un momento all'altro. Questo vuol dire che dobbiamo pensare già adesso ad un'organizzazione che sia ben rodata, ben predisposta per far fronte ad ogni qualsiasi tipo di emergenza, mentre invece spesso dobbiamo sempre ricavare situazioni organizzative da un giorno all'altro, e questo non va tanto bene. Non va tanto bene per l'organizzazione stessa, ma anche per il dipendente che deve sempre metterci del proprio per far sì che tutto funzioni nella maniera più assoluta, e quindi ecco, il messaggio che lancerei sia alla popolazione dal punto di vista, è vero, l'estate la stiamo vivendo tutti, però con un po' di accortezza sicuramente possiamo tutelarci da una serie di imprevisti che poi dopo invece possono ricadere sia dal loro punto di vista per la salute, ma anche dal nostro punto di vista, dal punto di vista organizzativo, perché anche un semplice paziente di Covid positivo in rianimazione da noi blocca un sistema che in realtà potrebbe essere utilizzato per altre necessità urgenti o meno urgenti o programmate, che in questo momento indubbiamente nessuno vuole tornare indietro, neanche vuole tornare insomma alle restrizioni della propria libertà. Io ringrazio Stefano Giglio e Anna Maria Bergamini per questo loro intervento. Abbiamo concluso, buona serata a entrambi, in bocca al lupo. Bene. Grazie. Concludiamo quindi Screenshot di oggi, noi torneremo come sempre prossima settimana, triplice appuntamento mercoledì, giovedì e venerdì, non mancate, arrivederci.